Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di prevenzione, di coronari, di stress e fattori psicologici. Ora parliamo di attività fisica e di ambiente. Quali sono le attività che ci consiglia? Certo, l'attività fisica è un capitolo importantissimo in generale e quindi anche nella medicina e quindi anche nella prevenzione in generale ed in particolare nella prevenzione della malattia cardiovascolare. Tutti oramai conoscono bene questa cosa qui, forse meno conosciuta è la modalità pratica poi di come fare, come nel concreto comportarsi. Pensate che l'Istituto Superiore di Sanità, che ci invia dei documenti su questi argomenti così, ha fatto un bel riassunto della situazione e ha fatto anche, se si riesce a volte a vedere, non lo so, una piccola piramide, è vero, raccomandando delle attività, e lui dice, è l'organismo sanitario più importante che c'è in Italia, e dice: tutto fate fuorché vita sedentaria. Questa è la prima cosa che loro dicono, e lo dicono in generale, questo documento è rivolto sia alla prevenzione primaria, che vuol dire al paziente che è in buona salute, sia per la prevenzione secondaria, per esempio il paziente che ha avuto un infarto e vuole poi stare attento a avere cura per il futuro, quella si chiama secondaria perché dopo l'evento, ok? E dice: tutto fate fuorché stare seduti, ok? E poi dice: potete fare esercizio lieve, alcune volte alla settimana, potete fare esercizio più importante, bicicletta, camminare, nuoto, ballare hanno inserito dentro, anche il ballo, che a me neanche mi sarebbe venuto in mente. Ecco, ok, e poi dice: ogni giorno fare un'attività lieve come ad esempio camminare, ok? 15 minuti, 20 minuti, 30 minuti. Questo è ormai molto dimostrato da moltissimi, molto più e molto meglio di come potremmo farlo noi. Gruppi di ricerca, centri di studio, ok? Hanno ben mostrato il beneficio che l'attività fisica provoca. In quale modo l'attività fisica è protettiva ed è benefica? I meccanismi sono complicati, ovviamente, ma per dire le cose più semplici potremmo pensare a questo. Uno, l'attività fisica ha in qualche modo un'attività, legandoci alla puntata scorsa, fra virgolette antinfiammatoria, ok? È protettiva da questo punto di vista. Poi pensate al battito del cuore. Il battito del cuore si considera che più è basso, nei limiti del normale, più è protettivo, più è buono. Noi abbiamo, nei nostri pazienti, abbiamo fatto uno studio che adesso non vi riassumo, ma vi dico, l'abbiamo pubblicato nel Canadian Journal of Cardiology, dove guardavamo nei pazienti dopo l'infarto quelli con la frequenza alta e quelli con la frequenza bassa, senza che entrano nei dettagli. Quelli con la frequenza più bassa, supponiamo fra i 60 e i 70 battiti, ok, si comportavano meglio, avevano sopravvivenza migliore, andavano meglio rispetto ai pazienti che avevano la frequenza sopra gli 80, ok? Tanti gruppi di ricerca hanno mostrato questo, anche il nostro AMCO, che ha fatto il GISSI, che è lo studio di cardiologia più importante al mondo, avevano mostrato esattamente questi stessi risultati. Se il battito è tranquillo e più basso, migliore salute. Se il battito è alto tachicardico, meno bene, ok? Ecco, l'attività fisica favorisce il fatto di tenere il battito più basso, più calmo, più tranquillo, e già questo è un aspetto del beneficio. Un secondo beneficio vi indico anche dell'attività fisica. Quando ero ancora laureato da poco, e quindi ho anche i ricordi vaghi di questa cosa qua, ma lo dico così in maniera un po' alla buona per la parte colloquiale, uno dei primi lavoretti che mi avevano incaricato di fare riguardava i ciclisti. Ero a Padova, in clinica medica prima, e mi hanno detto: Giuseppe, ti vuoi occupare di questo argomento? Volentieri. Era sport e così. Due gruppi, detto in due parole, un gruppo di ciclisti e un gruppo niente ciclisti, senza sport, ok? A tutti è stato misurato il battito e questa roba qua. E poi è stato fatto un crossover, vuol dire che chi andava in bicicletta è stato fatto fermare, mentre chi era fermo l'hanno messo sulla bici per fare l'attività fisica. Hanno visto che quando la persona andava
regolarmente in bicicletta aveva battito cardiaco e pressione tutti più bassi. Quando era sedentario, che non faceva l'attività sportiva, aveva battito cardiaco e pressione arteriosa più elevate. È un esempio concreto del beneficio che l'attività fisica comporta. Oltre al fatto che l'attività fisica protegge, e ci leghiamo al discorso della puntata precedente, è protettivo ed è benefico per la funzione endoteliale, aiuta tutto il circolo, lo mantiene bene, è come asciugare l'umidità e quindi è molto benefico per la funzione circolatoria, cuore, coronari e circolo. Fa tenere, come abbiamo detto, la pressione più bassa. Oltre, ed è sempre l'indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità, riduce il sovrappeso, tutti lo sanno, è vero, è favorevole fa migliorare il diabete, migliora il metabolismo del diabete, fa diminuire il fumo. Il loro consiglio è 30 minuti di attività fisica lieve e moderata al giorno. Questo è il consiglio di base che danno e noi siamo molto molto d'accordo con questo, è vero. E poi alla fine dicono l'esercizio fisico regolare aiuta a perdere il peso, è un ottimo antistress ed è anche, per dirlo in maniera leggera, il miglior cosmetico. E quindi la loro linea guida è del tutto favorevole alla pratica regolare di attività sportiva. Quello che viene raccomandato, e tutti sono concordi in questo fatto, è che quando il paziente, la persona o il paziente fanno attività fisica non occorre che sia intensa, può essere lieve, può essere moderata, non serve che sia intensa, quello che conta è che sia regolare. Uno può dire faccio un po' di attività sportiva 3 volte alla settimana, 4 volte alla settimana, 2 volte alla settimana, ma regolare deve essere. Dalla regolarità dell'attività nasce il beneficio. Questo è il primo consiglio. E il secondo, questo è basato sia sulla letteratura scientifica, sia sull'esperienza che io ho avuto nei primi anni di ricerca, quando studiavamo gli atleti e queste cose qui. Un paziente, una persona può fare tantissime attività sportive, può fare quella che preferisce, quella in cui riesce meglio, quella che gli aggrada di più, ma c'è una differenza fra 2 tipi di attività sportiva che secondo me è cruciale: l'attività isometrica e isotonica. L'attività isometrica è il sollevamento pesi, è lo sforzo. Questa attività non è molto benefica per il cuore. Il sollevamento pesi, lo sforzo fermo, non è benefico per il cuore. Un riflesso che ha è che fa aumentare la pressione del sangue, ad esempio. Mentre l'attività isotonica è l'attività fisica più benefica. L'attività isotonica, sapete qual è? È l'attività che fa movimento. Movimento vuol dire camminare, correre, sciare, la bicicletta, nuotare, Nordic walking, e tutti questi sport simili, inclusa la danza, come dicono qui nel nostro centro di Roma, qua nelle nostre autorità di Roma. Ecco, l'attività isotonica che implica movimento muscolare, la camminata svelta ad esempio, tutto questo gruppo di attività sono molto benefiche per la funzione circolatoria, per la funzione cardiaca, quindi per la protezione. Pare anche, e ci sono documenti che associano l'attività fisica con beneficio anche per la patologia tumorale. Pare che le persone che fanno regolare attività fisica vadano meno incontro a malattia neoplastica. Noi non abbiamo esperienza diretta, ma c'è documentazione scientifica di numerosi centri. E questa è la base per cui anche noi, nella nostra attività di ricerca della Fondazione, per quello che possiamo, raccomandiamo molto la pratica dell'attività sportiva.